C'era una volta a Roma una donna di nome Sabina. La sua bellezza era pari solo alla sua nobiltà. Sabina era sposata con un uomo illustre, Valentino. Sebbene cresciuta nel buio delle antiche credenze pagane, il destino aveva in serbo per lei una luce più brillante. Sabina incontrò una giovane vergine di nome Serafia, una serva proveniente da Antiochia. Questa umile donna portava nel cuore una fede ardente nel Signore Gesù Cristo. Con amore e pazienza, Serafia mostrò a Sabina un nuovo cammino, quello della fede cristiana. Fu attraverso la dolce amicizia con Serafia che Sabina ricevette il battesimo, trovando una nuova speranza e una nuova vita. Guidata dall'esempio di Serafia, Sabina iniziò a dedicarsi con tutto il cuore ai poveri, ai malati e ai prigionieri. Il loro legame era così profondo che Sabina considerava Serafia una maestra e un'amica carissima. Tuttavia, il tempo della pace era breve. La persecuzione dei cristiani sotto l'imperatore Adriano portò Serafia davanti ai giudici. Accusata di essere cristiana, Serafia affrontò con coraggio il suo destino. Sabina, con il cuore spezzato, raccolse le sacre reliquie della sua cara amica e le seppellì con grande devozione. Non passò molto tempo che anche Sabina venne accusata. Fu condotta davanti al prefetto di Roma, Elpidio. Questi le chiese: «Sei tu Sabina, di sangue e di matrimonio nobilissima?» Con voce ferma, Sabina rispose: «Sono io, ma rendo grazie al mio Signore Gesù Cristo, che mi ha liberato dalla potestà dei demoni per intercessione della sua serva Serafia». Elpidio tentò di farle rinnegare la sua fede, ma Sabina rimase salda. Per questo, il prefetto ordinò che le fosse troncato il capo, proprio come alla sua santa maestra. Il corpo di Sabina fu raccolto dai cristiani e sepolto accanto a quello di Serafia. Anni dopo, un prete di nome Pietro costruì una chiesa sull'Aventino, nel luogo dove Sabina aveva trovato il martirio. Questa chiesa, dedicata alla sua memoria, diventò un luogo di venerazione per i fedeli. Sotto l'altare maggiore furono collocati i corpi di Sabina e di Serafia, insieme a quelli di altri santi martiri. Sabina e Serafia non furono dimenticate. Ogni anno, il 29 agosto, i fedeli si riuniscono per celebrare la festa di Sabina, ricordando il suo coraggio, la sua fede e l'amore che la legava a Serafia. La loro storia di amicizia e sacrificio continua a vivere nei cuori di coloro che trovano ispirazione nella loro devozione e nella loro forza. E così la luce della fede di Sabina e Serafia brilla ancora, guidando i passi di chi cerca la verità e l'amore eterno. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.